Sono l'ingegner Filippo Serafini, direttore dei lavori del progetto 768 che riguarda il ripristino delle dighe gettate nei porti di Savona e Vado Ligure. In questo caso in particolare possiamo vedere alle mie spalle il piazzale dove stiamo effettuando la prefabbricazione dei tetrapodi, che sono dei massi artificiali da 10 metri cubi di volume e 24 tonnellate di peso che serviranno per ricostruire il profilo di progetto delle dighe che sono state danneggiate nella mareggiata del 2018. Siamo sul cantiere di Savona dove stiamo realizzando il sopralzo del muro paraonde per portarlo alla quota di progetto di 8,80 metri, in conformità con quanto già fatto nel 2016 nella zona a partire dalla radice del molo soprafflutti che vedete alle mie spalle fino ad arrivare alla zona dei depositi costieri. In questo caso stiamo provvedendo all'inghisaggio delle barre di acciaio che permetteranno una perfetta connessione fra la nuova porzione di muro e quella esistente. Lato mare, con i tetrapodi realizzati nella zona di prefabbricazione di Vado Ligure, provvederemo alla ricostruzione del profilo di progetto della mantellata e della berma sommersa, di modo tale che questa struttura in massi possa permettere il frangimento dell'onda ed evitare al minimo, ossia ai valori di progetto, la tracimazione dell'onda per proteggere i piazzali retrostanti.